Successo interno per la Monte San Biagio di Francesco Del Prete, che batte per 1-0 grazie ad un calcio di rigore trasformato da Faiola nella ripresa il Terracina e coglie 3 punti importanti. Sconfitta amara invece per i Digrotti di Moro Pernarella, squalificato per l'occasione dopo aver disputato un buon primo tempo a livello di gioco ed occasioni. Prima occasione proprio per i Digrotti su azione da calcio d'angolo, palla che esce fuori dall'area di rigore, poi la conclusione dalla distanza termina alle stelle. Ancora Terracina velenoso al minuto numero 10 della prima frazione di gioco, è il numero 9 Fioretti a convergere, palla all'interno dell'area di rigore per Camarà che di testa mette alto sopra la traversa. Il Monte San Biagio invece inizia a pungere al minuto numero 15 della prima frazione, la doppia occasione è per il numero 9 dei padroni di casa Ranieri, conclusione respinta degli Achité. Poi ancora Ranieri tenta un secondo tentativo, palla che termina in out. Monte San Biagio che si fa vedere sul calcio di punizione, schema per Faiola che prova il cross in area di rigore, poi il colpo di testa di Gabriele Esposito termina alto sotto la traversa. Altro calcio di punizione al minuto numero 26 della prima frazione di gioco, ancora Faiola a mettere il pallone all'interno dell'area di rigore per Ranieri di testa, palla alta. Terracina che si fa vedere sul finale della prima frazione di gioco al minuto numero 28, cross all'interno dell'area di rigore per la conclusione di testa da parte di Fioretti che si spegne sul fondo. Lo stesso prova il sinistro, poco più tardi para il portiere dei padroni di casa Alessandro Esposito in presa bassa all'inizio di ripresa, traversa colpita dalla Terracina con Esposito a mandare il pallone in calcio d'angolo. Poi sul calcio di punizione si fa vedere il Monte San Biagio con Parisella che trova gli Achité e ancora Faiola da calcio di punizione al minuto numero 22 a provare il destro alto sopra la traversa. Poi al 31esimo arrivano i 2 episodi decisivi con Zambruno sulla tre quarti e Sfera che tocca il braccio di Lubrano, direttore di gara, che lascia proseguire tra le proteste della compagine ospite non sanzionando un possibile calcio di punizione. Monte San Biagio che torna a farsi vedere allora al 34esimo, palla in profondità di Achité, esce in maniera avventata su Antonetti dentro l'area di rigore, per il direttore di gara non ci sono dubbi ed assegna il penalty. Dal dischetto va il numero 8 Faiola che al 37esimo spiazza il portiere ospite mettendo a segno l'1-0. Nel finale tutto per tutto da parte del Terracina, il quale però non trova sbocchi offensivi. Padroni di casa che invece in contropiede al 48esimo sono ancora pericolosi. Conclusione che però termina tra le braccia del portiere ospite di Achité. Poi dopo 6 minuti di recupero, gara che termina qui.